Iniziata la storica visita di Papa Francesco, primo pontefice negli Emirati Arabi. Oggi l'incontro interreligioso di Abu Dhabi, domani la Santa Messa. Il cristiano deve essere profeta, l'invito del Papa all'Angelus, l'appello per la crisi umanitaria in Yemen, stremato da un lungo conflitto. Da sabato prossimo impianti e piste aperti tutti i giorni fino al 10 marzo a Santo Stefano d'Aveto. Domenica intanto, nonostante il tempo incerto, in molti hanno provato la nuova pista rossa. La società di oggi rifiuta la sofferenza, ma è attraverso il dolore che si dona senso e umanità alla propria vita. Questa sera speciale Direttamente Su, dedicato alla prossima giornata del malato. Calcio Lega Pro, la Virtus Entella torna vittoriosa dalla trasferta sul campo della Pistoiese. In Serie D, sconfitta della Lavagnese e rinvio per Sestri Savona a causa di un infortunio all'arbitro. Buongiorno ai telespettatori del Tiguglio oggi. Dopo quasi 6 ore di viaggio, il Papa è atterrato negli Emirati Arabi Uniti all'aeroporto internazionale di Abu Dhabi ieri pomeriggio alle 18:48 ora italiana, poco prima delle 22 locali. È iniziato così il 27° viaggio apostolico, il primo negli Emirati Arabi Uniti e più in generale nella penisola arabica per un pontefice. Quella di Francesco, pur nella sua brevità, è dunque una visita storica. Il motto è «Rendimi strumento della tua pace», sulla scia dell'auspicio che 8 secoli fa ha accompagnato l'incontro tra San Francesco e il sultano d'Egitto Malik al-Khalim. Il momento centrale del viaggio sarà l'incontro interreligioso di oggi pomeriggio al Founders Memorial della capitale e poi martedì la messa pubblica allo Zayed Sports City, ultimo appuntamento prima del rientro a Roma. Al suo arrivo all'aeroporto il Papa è stato accolto dal principe ereditario, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ha seguito l'abbraccio più caloroso a quello che Francesco ha definito amico e fratello, il grande imam Al-Azhar Ahmad Al-Taibib, eminente figura nel mondo islamico che accompagnerà il Papa negli incontri di questo viaggio. Mancando una nunziatura negli Emirati Arabi, il Papa risiede in questi giorni al Mushrif Palace, residenza d'onore a disposizione degli ospiti illustri. Questa mattina i primi impegni ufficiali con la cerimonia di benvenuto e la visita ufficiale al principe ereditario. Nel pomeriggio, quando in Italia saranno le 14, l'incontro privato con i membri del Muslim Council of Elders. A seguire il grande incontro interreligioso presso il Founders Memorial, dove il Papa terrà il primo discorso ufficiale. E Dio vuole la fede, loro vogliono i miracoli, i segni, Dio vuole salvare tutti e loro vogliono un Messia a proprio vantaggio. Papa Francesco ha commentato così il rifiuto dei compaesani di Gesù all'inizio del suo ministero e dice che anche oggi la profezia autentica è chiamata a pagare un prezzo, un duro prezzo. Nel dopo Angelus l'appello per lo Yemen e poi la giornata per la vita, l'impegno per la pace della CR e infine un accenno al prossimo viaggio che abbiamo visto è appena iniziato. Vediamo la sintesi nel servizio di Radio Vaticana. Gesù, nel vivere la missione affidatagli dal Padre, sa bene che deve affrontare la fatica, il rifiuto, la persecuzione e la sconfitta. Tutto questo però non lo scoraggia. Così il Papa all'Angelus, anche il mondo di oggi prosegue, ha bisogno di vedere nei discepoli del Signore dei profeti, delle persone cioè coraggiose. Persone che seguono la spinta dello Spirito Santo, che le manda ad annunziare speranza e salvezza ai poveri e agli esclusi. Persone che seguono la logica della fede e non del miracolismo. Persone dedicate al servizio di tutti, senza privilegi ed esclusioni. Dopo la preghiera dell'Angelus, il primo pensiero di Francesco va alla grave crisi umanitaria nello Yemen, poi all'odierna giornata della vita che richiama tutti a un concreto impegno per favorire le nascite e ancora l'affettuoso saluto ai ragazzi dell'Azione Cattolica di Roma presenti in piazza, a cui il Papa ha augurato di essere testimoni di pace e di fraternità. Infine un accenno all'imminente viaggio negli Emirati Arabi. Tra meno di un'ora partirò per un viaggio breve ma importante negli Emirati Arabi Uniti. Per favore accompagnatemi con la preghiera.
Superata la soglia dei 2.500.000 visualizzazioni per il canale YouTube di Telepace, 4.053 invece gli iscritti che seguono i contenuti dello spazio nel quale vengono pubblicati ogni giorno le produzioni dell'emittente televisiva diocesana. Un traguardo importante che conferma l'apprezzamento dei nostri telespettatori per l'offerta televisiva proposta e che da alcuni anni a questa parte è fruibile anche su PC e telefonini di ultima generazione. È la fascia di età tra i 35 e i 55 anni quella che utilizza maggiormente YouTube per la visione delle trasmissioni e dei servizi trasmessi ogni giorno, come di consueto sul digitale terrestre. Una domenica all'insegna dello sci, quella andata in scena a Santo Stefano d'Aveto, dove grazie alla neve di sabato gli impianti hanno potuto finalmente aprire. Nonostante il tempo non bellissimo, in tanti hanno utilizzato gli impianti di risalita per provare la nuova pista rossa. Da sabato prossimo poi tutti i giorni pronti per l'apertura giornaliera fino al 10 di marzo. Sentiamo. Siamo molto soddisfatti della presenza che c'è stata domenica, anche abbastanza inaspettata, visto che il meteo comunque non era dei più positivi. Alla fine si è sciato, non sotto il sole, ma la neve quella sì. Alla fine, dopo la pioggia di venerdì, è ritornata a coprire le piste del comprensorio della Val d'Aveto, dove nella sola giornata di domenica in tanti sono saliti per passare una giornata di sport e di relax tra le vette dell'Appennino. Di fatto è stata tenuta a battesimo la pista rossa, nel tracciato rinnovato e omologato Fisi. Siamo molto soddisfatti e penso che anche l'utenza abbia apprezzato questa rivoluzione un po' dei tracciati che sono stati ritoccati nei punti critici, quindi sicuramente per lo sciatore una pista che come tracciato è rimasta uguale, però completamente diversa come larghezze, come pendenze, è stata rivista un po' tutta, quindi abbiamo visto anche che domenica anche chi l'ha fatta ha notato che c'è stato un grosso lavoro, speriamo di continuare nei prossimi anni e di migliorarci ancora. Per quest'anno direi che comunque il lavoro fatto è stato apprezzato e l'omologazione comunque per noi è un grandissimo risultato. Una pista che a breve, il 23 e il 24 febbraio, ospiterà per la prima volta in Liguria le gare giovanili provinciali e regionali organizzate dallo Sci Club di Santo Stefano d'Aveto e che insieme a tutte le altre strutture, la pista blu, il baby park e i 2 rifugi, sarà aperta tutti i giorni fino al 10 marzo a partire da sabato prossimo. Prima volta viene fatta, un grosso impegno per la nostra società anche a livello sia economico che di tempo, e speriamo che sia ben accettata dall'utenza e che ci vengano a trovare in molti qua sui nostri monti liguri. Chiunque ci voglia raggiungere sicuramente anche delle scuole, gruppi o quant'altro non può altro che, gli basta contattarci, noi siamo sempre aperti e disponibili ad ospitarli. In settimana comunque abbiamo un'offerta molto vantaggiosa per ski pass più pranzo a 28 euro, ski pass più panina a 25 euro, che sono 2 prezzi molto competitivi per chi viene da lunedì a venerdì a trovarci. Speriamo che sia apprezzata e vengano numerosi. La cronaca, intervento difficoltoso e pericoloso sabato sera per i vigili del fuoco di Chiavari. Alle 19 sono stati chiamati in azione in località Bevena, nel comune di Borzonasca, per un incidente stradale. Una Panda, per cause in via di accertamento, è uscita fuori strada in una curva. Si è ribaltata rimanendo in bilico sulla scarpata. Dei 3 occupanti, solo uno è riuscito ad uscire da solo e chiedere aiuto. Gli altri 2, un uomo e una donna, anziani, sono rimasti bloccati all'interno della vettura. La squadra ha provveduto ad ancorare la macchina in modo che non scivolasse nel dirupo, dopodiché con l'aiuto dei militi e con molta difficoltà per il rischio di scivolare loro stessi a valle, i vigili hanno estratto le 2 persone ferite che sono state affidate alle cure dei sanitari. A Lavagna adesso saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella Basilica di Santo Stefano i funerali di Nico Caffese, 80 anni, storico presidente dei commercianti lavagnesi. Lascia la figlia Marta con la mamma Franca, la sorella Marisa e i fratelli Mauro e Pierluigi. Per desiderio della famiglia, chi volesse ricordare Nico con fiori può invece devolvere un'offerta alla Croce Verde Chiavarese e la sezione di Lavagna. Sentiamo un servizio a suo ricordo. Un signore dai modi d'altri tempi, un pioniere nel comprendere che il commercio, senza eventi e manifestazioni, rischia di ripiegarsi su se stesso. Domenico Caffese, conosciuto da tutti come Nico, si è spento dopo aver convissuto con la malattia per diverso tempo. Il mondo del commercio di Lavagna lo piange oggi e lo ricorda per le intuizioni che hanno reso l'associazione commercianti e artigiani da lui promossa estremamente all'avanguardia nel dare vita alle estati comprese fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Storico commerciante in tessuti, attività oggi tramandata alla figlia Marta, Caffese aveva promosso eventi e manifestazioni con apertura serale dei negozi in un tempo in cui questo genere di iniziative era ancora di là da venire per i colleghi delle città vicine.
La famiglia Caffese è una storica famiglia di Lavagna. Lo zio è stato medico condotto per centinaia di famiglie, un altro zio è stato l'ultimo rettore del santuario di Nostra Signora del Carmine, prima che l'incarico venisse ricoperto di fatto dal parroco della Basilica di Santo Stefano. Uomo dai modi cortesi, ma deciso nel portare avanti ciò che credeva importante fare, ha sempre lavorato per il bene comune, sottolinea oggi la presidente dei commercianti Loredana Castagnino, spendendosi per iniziative che portassero beneficio a tutta la categoria e più in generale a tutta la città. È stato una guida per tanti negozianti e ha tracciato una strada che poi è stata percorsa per molti anni e continua anche oggi ad essere rivitalizzata, nonostante le difficoltà generali e particolari degli ultimi anni. Uomo dallo spirito forte, seguiva quello che accadeva anche quando gli acciacchi non gli consentivano di stare più in prima linea, cercando di darsi comunque da fare per ciò che la salute gli permetteva e non negandosi anche qualche sosta in negozio, dove manteneva la battuta pronta per i clienti che entravano, come fanno i commercianti, insomma, quelli testimoni di uno stile che non c'è più, perso nella spersonalizzazione degli acquisti e nella cancellazione del rapporto di fiducia reciproca fra venditore e cliente. E forse anche questo che gli amici oggi piangono insieme a lui. Parliamo della giornata del malato. La società di oggi dedica sempre meno tempo alla sofferenza, eppure è attraverso il dolore che si costruiscono relazioni umane e si restituisce senso alla propria vita. Ne è convinta la psicologa dell'Hospice di Chiavari, Giorgia Gollo, intervenuta nei giorni scorsi alla scuola del clero dei sacerdoti della diocesi. Una riflessione preziosa in vista della giornata del malato. Sentiamo. Di fronte alla fragilità la prima reazione è quella di scappare. Perché invece provare a stare dentro una fragilità? Quale restituzione di umanità è possibile? Io dico sempre il dolore avvicina, molto più di quanto noi immaginiamo. Sperimentiamo nella condivisione del dolore una vicinanza rispetto proprio alla vicenda umana, con la U maiuscola mi viene da dire, che ci permette di sentire veramente il contatto con gli altri, che poi dà un senso, no? Anche alla nostra vita, al nostro aspetto, al nostro dare amore anche. Prendersi cura e ascoltare la fragilità dell'altro. In che relazione sta con l'ascoltare e il prendersi cura della propria fragilità? Guardare la fragilità dell'altro ci mette in contatto con le nostre fragilità. Allora laddove noi ci assumiamo anche un po' il rischio e la responsabilità nello stesso tempo di noi stessi, impariamo a conoscere quelle che sono le nostre reazioni, le nostre paure, le nostre fragilità, il nostro ascolto diventa assolutamente più autentico e più utile all'altro. Laddove invece scegliamo, come dire, di non ascoltare, ahimè spesso l'istinto ci porta un po' a farlo, allora la reazione di fuga diventa poi quella anche forse un po' l'unica possibile, perché il dolore dell'altro allora ci spaventa, perché rischia di essere quell'elemento che fa togliere il coperchio al nostro di dolore. Papa Francesco più volte sottolinea la cultura dello scarto del nostro tempo. La fragilità può essere oggi uno scarto possibile, può essere riscoperta invece come una risorsa e un valore. Anzi, in realtà è proprio quello di cui abbiamo bisogno nella società di oggi, in una società in cui dai mass media, ai social network ancora di più, ma anche nell'educazione dei nostri ragazzi tendiamo a dare loro un'immagine sempre positiva. C'è la tendenza, no, a mostrare le nostre vite un po' come una vetrina in qualche modo, e questo non ci permette più di metterci in comunicazione con quelle che sono le nostre sofferenze, che ci aiutano poi anche a guidare delle nuove scelte che ci portano verso un benessere, perché naturalmente tendiamo verso la felicità in qualche modo, ma possiamo arrivarci solo passando attraverso una sofferenza e guardando, mi viene da dire, quelle che sono anche le fragilità un po' della società di oggi. Penso ai deboli, penso agli emarginati, penso alla povertà, penso alla grossa tematica dell'immigrazione. Io credo che questo non vedere, non voler sapere ci renda poi in qualche modo più aridi, ma anche meno in contatto con noi stessi e quindi meno felici. Questa sera la trasmissione direttamente su sarà dedicata alla giornata del malato. Ospiti in studio il responsabile diocesano della Pastorale della Salute, Don Mario Cagna, Giorgia Gollo e Luca Manfredini, direttore dell'Hospice del Gazdini di Genova, e sarà l'occasione per parlare dell'incontro di ieri tra il Vescovo e gli operatori sanitari e di come la società di oggi può essere educata al tema della sofferenza e della terminalità. L'inizio della trasmissione alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Linea adesso alla rassegna stampa. Per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Corriere della Sera titola Lega 5 Stelle, la resa dei conti, scontro Fico-Salvini sul processo di Ciotti e anche Di Maio attacca, la TAV non si farà. Brunetta di Forza Italia, Matteo, Salvini, Rompa,
con il Movimento 5 Stelle o addio intese. Di Battista apre la questione stipendi Rai e il PD avanti con Zingaretti. Manuel e la sparatoria, colpito per caso al pub, grave una promessa del nuoto, 19 anni soltanto Manuel Bortoluzzo. E poi andiamo sotto, Guaidó, cara Italia unisciti all'Europa, non c'è tempo. Venezuela, l'intervista all'anti-Maduro, già riconosciuto da diversi stati europei ma non ancora dall'Italia. Per il campionato di calcio, pari tra Roma e Milan, l'Inter perde tra i fischi, Spalletti fiducia a tempo. All'interno del Corriere della Sera, nel data room di Milena Gabbanelli, quei 1425 ponti senza gestore, il record della campagna con 307 strutture anonime, altri 121 sono localizzati in Lombardia, 112 nel Veneto, secondo ANAS oltre il 50% dei cavalcavia ha già più di 40 anni, quindi va comunque sempre monitorato. Siamo sul secolo XIX, autonomia, la mossa della Liguria, la richiesta della giunta Toti, a noi la gestione di strade, porti, sanità, scuole e verde. Dopo il blocco del Brennero il ministro Toninelli rilancia la rete autostradale, va nazionalizzata. TAV migranti, ancora scintille tra Salvini e il Movimento 5 Stelle. In Liguria è corsa la pensione per 1000 insegnanti, quota 100 rischia di lasciare il segno anche nel mondo della scuola. Considerando i pensionati già ordinari potrebbero essere circa 1000 e tutti i docenti che saranno in uscita nel 2019. Sempre da Genova, dall'Unione Europea 20 miliardi, Genova al centro del progetto intelligenza artificiale, possiamo imitare Seattle. Tiguglio, foto e multe ai furbetti dei rifiuti, comuni mobilitati sulla raccolta differenziata. All'interno del secolo, nelle pagine del Levante, siamo a Santo Stefano d'Aveto, promossa la rossa prima domenica sulle piste da sci per gli appassionati, più larga e curata la pista è stata riaperta ieri con la blu, bene queste migliorie, ora la schiaria è competitiva e da sabato gli impianti saranno aperti per un mese consecutivo. Chiavari dice addio a Marco Gerevini, l'ingegnere dei cieli, ha ricoperto importanti incarichi in Finmeccanica all'ESA oltre all'Agenzia Spaziale Italiana, oggi funerali a Milano e poi il malore fatale, muore in negozio, la città piange Maria Di Mauro, aveva 46 anni e lavorava al market di via Rivarola. Si è spento a Ravagna invece Nico Caffese, anima del commercio cittadino, aveva 80 anni. Andiamo a vedere adesso se ci sono aggiornamenti in redazione con Emanuela Castello. Sì, grazie Andrea, buongiorno a tutti. Sono aperte fino al 7 febbraio le iscrizioni ai 3 corsi di formazione finanziati da Regione Liguria per favorire l'occupazione di giovani e adulti disoccupati nel settore turistico, della ristorazione e dell'hotellerie. I corsi sono proposti da 3 soggetti: Lavagna Sviluppo, CNOS FAP Liguria Toscana e Formimpresa Liguria. Le sedi formative sono la Scuola Alberghiera di Lavagna e l'Istituto Don Bosco di Valle Crosia. L'operazione consiste nel formare figure professionali che rappresentano una evoluzione dei profili tipici richiesti nei settori della ristorazione e del turismo in generale e che ad oggi sono proprio quelli richiesti dalle aziende. La previsione di assunzioni è di circa il 60% delle persone formate. È tutto, linea allo studio. Grazie, apriamo adesso la pagina dello sport. Con il calcio, la Serie C, una Virtus Entella concreta riesce a espugnare il campo della Pistoiese aggiudicandosi il match per 2-0. Le reti al 4° minuto di Ardizzone e al 54° di Mancosu. Non era una partita semplice, con i toscani reduci dalla bella vittoria in trasferta contro il Gozzano. Boscaglia, dopo aver fatto rifiatare quasi tutti i titolari nel match di Coppa Italia di mercoledì, ha ripresentato per l'intero l'11 che aveva dominato il Cuneo con il ritorno di Belli e Pellizzeri e Ardizzone al posto di Eramo febbricitante. Sentiamo i commenti a fine gara. Sì, bene, contro una squadra tra l'altro forte che oggi ci ha reso la vita difficile, come comunque avevamo pronosticato. Siamo stati bravi a passare subito in vantaggio e poi abbiamo, secondo me, arginato bene il loro furore agonistico. Si sono resi pericolosi su qualche piazzato perché comunque è una squadra fisica. Noi secondo me potevamo raddoppiare subito, abbiamo sbagliato un gol incredibile, ma poi anche loro hanno avuto un paio di occasioni importanti. Secondo tempo ci siamo abbassati un po', ma di proposito, perché con la squadra lunga, prendendoli alti, ogni volta che giocavano palla lunga ci allungavano troppo.
abbiamo sofferto molto meno, abbiamo fatto il secondo gol, secondo me abbiamo retto molto bene. Era una partita a cui tenevo particolarmente perché ancora non avevo avuto la fortuna di giocare contro la Pistoiese e comunque poi è andata bene per noi visto che abbiamo portato a casa i 3 punti che sono importantissimi per il nostro campionato. E siamo stati cinici anche se nel primo tempo con l'azione di Mota potevamo andare sul 2-0 e gestire meglio la partita. Però credo che alla fine, nonostante le loro ripartenze, dove potevamo fare un po' meglio, abbiamo meritato la vittoria. Un gol importante che ha sbloccato una partita difficile e che poi avete avuto la possibilità di gestire nel corso sia del primo che del secondo tempo. Sì, è stato importante sbloccarla subito perché sappiamo che in questi campi poi è difficile, man mano che va avanti la partita, poi anche con la pioggia, loro sono una buona squadra. Quindi sbloccarla subito è stato importante, dovevamo gestire un po' meglio la partita e cercare di raddoppiare lì con l'occasione di Mota, però poi per fortuna Andrea ha fatto delle parate importanti e siamo riusciti a portare a casa questo risultato importantissimo. I risultati della Serie D del calcio, sconfitta della Lavagnese sul campo del Lecco Calcio. I bianconeri sono andati in svantaggio al 13° del secondo tempo con le reti di Danna. Il raddoppio avversario è arrivato al 24° con Segato e lo scadere della partita al 45° del secondo tempo la rete del definitivo 3-0 di Pedrocchi. Sospesa invece la gara tra Sestri Levante e Savona per un infortunio occorso all'arbitro al 4° minuto di gioco. Invariate le posizioni in classifica, Lavagnese a 28 punti, Sestri Levante a 23. Nel prossimo turno il Sestri sarà ospite della Fezzanese, mentre la Lavagnese al Riboli riceverà l'Arconatese. E un incontro domani mattina alle 10:30, gli studenti del plesso di Borzonasca dell'Istituto Comprensivo Valli e Carasco incontreranno il calciatore del Genoa Christian Kouamé, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. L'evento fa parte del progetto didattico curato dall'Associazione Club Genoani volto a promuovere i valori dell'aggregazione e dell'integrazione trasmessi dallo sport. Il progetto si svolgerà in diverse fasi. I ragazzi realizzeranno una intervista al calciatore, poi prepareranno alcuni elaborati che verranno esposti al Museo del Genoa al Porto Antico. I lavori verranno poi votati da una commissione e su Facebook premiati con materiale di cancelleria. Gli alunni potranno inoltre partecipare ad una partita del Genoa. Con questa notizia si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15, ma continua sul nostro sito internet teleradiopace.com e sul canale 187. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.